Professoressa Arslan, 19ª edizione del premio Civitas Vitae, un premio importante per parlare anche di un anniversario importante, 70 anni di innovazioni e 70 anni anche di Fondazione OIC. Ma sì, effettivamente gli anniversari sono importanti perché ti permettono di fare un bilancio, no? E in qualche modo anche di avere un certo orgoglio perché si è arrivati a questo punto. Io non ero presente fin dall'inizio ovviamente, però abbastanza per esserne particolarmente contenta e anche per vedere anche questa del premio. È un'iniziativa che è nata così un po' per caso e poi continua, e devo dire anche con dei proprio bei risultati. E quindi giornata di premiazione che è anche un modo per rivivere anche il passato in questi racconti. Quali sono quindi gli aneddoti che sono usciti da tutti questi componimenti anche intergenerazionali? Questo è proprio il punto chiave del discorso, che fin dall'inizio, quando Angelo Ferro, che era un mio compagno di classe a suo tempo, mi ha ricercato per vedere se potevo occuparmene, ci ha interessati, cioè il contatto fra nonni e nipoti, che c'è sempre anche nel titolo del concorso. Questo è il taglio che è giusto dare, anche perché anche quest'anno, per esempio, con questa ricerca delle novità dopo la guerra mondiale, delle nuove tecnologie e così via, sono saltati fuori tanti episodietti, tanti ricordi che credo siano proprio anche utili per capire e per comprendere come sono stati accettati, ma anche hanno cambiato il modo di vivere, le novità tecnologiche. Ma la prima di tutti, quella che ha cambiato la vita della gente, ma più che della gente, delle donne, è stata la lavatrice. La lavatrice noi non ci pensiamo, ma è stata quella che ha tolto un dovere pesante, perché lavare i panni a mano era dura. Adesso viene circondato di poesia, ma era una dura fatica che andava avanti per giorni. Invece la scoperta della lavatrice ha innescato piccole storie divertenti, fra cui quella che queste lavatrici di una volta, queste donne che guardavano impaurite e qualche nipote che gli spiegava come funzionavano e così via. E poi anche la televisione, e lì per esempio non ci pensiamo, ma all'inizio in un paese ce l'aveva una persona, oppure di solito il bar, ma un bar non ha 200 sedie, per cui la gente andava la sera al bar a vedere lo spettacolo portandosi la sedia sulle spalle da casa. Gli autori del premio si dividono in due categorie: ci sono quelli che non hanno letto bene e quindi vanno fuori tema, e poi ci sono quelli che l'hanno letto, l'hanno assorbito e ti fanno dei racconti che a volte sono più semplici, a volte più l'autore ha più abitudine alla scrittura, se vogliamo, ma sempre con la freschezza di raccontare delle reali esperienze personali. Dottor Lodola, oggi Fondazione Amplifon parla di questo anche importante progetto nazionale, il progetto Ciao, a sostegno anche dell'iniziativa del premio letterario con Fondazione OIC. Sì, la nostra Fondazione Amplifon appunto, ormai dal 2020 sostiene con forza e con vigore l'inclusione sociale di tutti, specialmente dei più anziani, con il loro patrimonio non solo di ricordi e di passato, ma di nuove prospettive sul presente. Penso che questo sia un po' anche la ricetta che emerge dal premio letterario, un libro di invenzioni che sono racconti e indicatori di cambiamento sociale, a volte importantissimo nella storia di tutti noi, e che sarà un piacere leggere insieme ai nipoti, quindi alle nuove generazioni, e ai nonni che le raccontano. Abbiamo sostenuto il progetto con molto piacere all'interno del bando appunto del progetto Ciao, e speriamo che numerosi siate a partecipare anche il prossimo anno. Un saluto. Professoressa Mondini, ben trovata. Oggi un momento di festeggiamento con la 19ª edizione del premio letterario Civitas Vitae, premio molto longevo. Sono felicissima, onoratissima di essere stata chiamata a questa iniziativa, perché davvero rappresenta quello che bisogna fare per essere longevi. Io una volta mi occupavo di invecchiamento, adesso dico che mi occupo di longevità, cioè di come si riesce a invecchiare, ad avere molti anni, però in salute, nella mente e nel corpo. Se si è in grado di raccontare, di scrivere, di parlare con le persone, è la marcia per poter essere longevi. Sostengo sempre che ci siano 3 pilastri importantissimi per essere davvero longevi. Il primo è avere una mente lucida e attiva, e quindi la richiesta di essere sempre attivi, sempre far cose, parlare, scrivere, imparare cose nuove, leggere. La seconda è il corpo. Anche il corpo ha bisogno di essere attivo, di muoversi,
fare piccole passeggiate, mantenersi attivi da questo punto di vista, e poi le relazioni sociali, quindi avere la possibilità di scambiare parole, tenere le mani di qualcuno, fare la camminata assieme a qualcuno, sono i 3 aspetti che sono essenziali per la nostra vita e perché la nostra vita sia una vita lunga, ma una vita di benessere e felicità. Banalmente. Il premio letterario Civitas Vitae, giunto alla sua 19ª edizione, continua a essere generativo, perché sappiamo che i racconti premiati in questa edizione 2026 ancora una volta entreranno nel mondo dell'innovazione, quello del mondo dei podcast, con la diffusione anche su Radio Senti Chi Parla, è così. È così, certamente. Tra l'altro il tema di quest'anno mette ancora più in contatto le generazioni, quindi il mondo del podcast e della radio, che è il mondo dei giovani, e il mondo degli anziani, dei non più giovani. Ecco, quindi è ancora più importante quest'anno. Noi siamo felicissimi anche quest'anno di partecipare a questa manifestazione, perché è importante il contributo che noi riusciamo a dare. Lo facciamo ormai da qualche anno e abbiamo avuto un sacco di soddisfazione. Cosa ha fatto Senti Chi Parla in questi anni? Ha registrato delle storie raccontate dagli ospiti dell'OIC o dai loro parenti e li ha riuniti in un audiolibro unico e che ha donato all'OIC. Questo ha fatto sì che i racconti di queste persone rimarranno nel tempo. Un impegno costante per la diffusione del valore, potremmo dire così. Radio Senti Chi Parla, innanzitutto nasce nel 2017 ed è una web radio molto particolare. Io credo la più originale al mondo. Perché? Perché cerchiamo di proporre ogni giorno H24 estratti da riviste mensili, da audiolibri e da racconti. Quindi la cultura diventa intrattenimento, non solo per le persone che leggono e ascoltano normalmente, ma soprattutto per le persone non in grado di leggere autonomamente. In tutto questo, contesto proponiamo anche alcuni racconti selezionati dalle varie edizioni del premio Civitas Vitae. Quindi anche quest'anno Radio Senti Chi Parla, assieme a Senti Chi Parla ODV, che ne è poi la mamma in un certo senso, proporremo, una volta registrati dai nostri volontari, sonorizzati, musicati, con tutte le ambientazioni musicali, questi racconti che devo dire, anzi io sono sicuro, avranno il successo che hanno avuto l'anno scorso. Molti anziani ci hanno scritto da tutta Italia dicendo: ah sì, è vero, anch'io ho vissuto queste cose, mia nonna diceva così. Quindi è un modo per diffondere e ricordare e, come si diceva prima, mantenere vivo il ricordo di queste persone. E siamo quindi con Daniele, che è l'autore della copertina del nuovo libro del premio letterario 19ª edizione. Sì, io ho realizzato questa copertina. Siccome il tema era 70 anni di invenzioni, ho voluto fare una scena dove c'è un nonno con il proprio nipote che giocano allo play e, perdendo nel gioco, esce la scritta game over e la nonna arrabbiata col righello come se volesse sgridarli. E quindi com'è nata questa visione, no? Un ricordo di quando ero piccolo, che giocavo sempre con mio nonno e mia nonna gliele diceva sempre, dava sempre che era dietro a giocare alla PlayStation, quindi ho voluto riprendere, essendo che il tema, come ho detto prima, era il rapporto tra nipote e nonni. E quindi sei contento di essere quindi il tratto vincitore di questa nuova edizione? Sì, perché è stato anche il mio primo contest e l'ho vinto, quindi sì, è andata anche bene. Che l'anno prossimo riprovo a rifare il contest per sperare di vincere ancora. Per questa 19ª edizione del premio Civitas Vitae, premio letterario, noi abbiamo raccolto le storie dell'innovazione. Innovazione negli ultimi 70 anni. Sono esattamente gli anni della storia della Fondazione. 70 anni di storia, di assistenza, ma di accoglienza, ma di relazione, ma di promozione, ma di rendere gli anziani protagonisti. E questo lo si fa proprio facendoli sentire importanti, raccontando, raccogliendo le loro storie. Ma questo premio non raccoglie solo le storie dei nostri anziani, ma non raccoglie le storie dei familiari, ma di tante altre residenze sparse in Italia, ma di altri giovani che partecipano per poter sperimentare la scrittura. Oggi parlare di innovazioni tecnologiche, dove abbiamo capito che la lavatrice l'ha fatta da padrona, perché è stata proprio veramente promossa e osannata da tutti gli scrittori. Ma poi questo è quello che era importante dire, l'esempio, anche il racconto della nostra presidente di giuria Antonia Aslan, il fatto che comunque le innovazioni del tempo sono stati anche oggetto e soggetto
di relazione. La televisione, dove tutti uscivano di casa per incontrarsi perché uno aveva la televisione, il bar aveva la televisione, tutti si sedevano insieme per guardare la televisione, per socializzare. Se pensiamo che qualche innovazione invece, che si chiama social, oggi tutto sommato non promuove la socializzazione, allora rimaniamo ai principi del mettersi insieme, del lavorare insieme, del relazionarsi insieme. La professoressa Mondini ci ha raccontato che cosa serve per una longevità attiva: stare in relazione con gli altri, quindi allenare la nostra mente e il nostro corpo per poter partecipare alle attività di insieme con gli altri. Quindi credo che questo sia un messaggio, la vera innovazione che abbiamo lanciato oggi. Per stare bene, per invecchiare bene insieme, per essere longevi, dobbiamo essere protagonisti per gli altri, per poter stare con gli altri, relazionarsi con gli altri. Quindi questo è il messaggio dei 70 anni della fondazione. E quest'anno abbiamo già lanciato anche il tema dell'anno prossimo, che sarà mercati, mercatini e commercio online. Anche qua l'evoluzione, come si evolve il costume, come si evolvono le abitudini, e questo vuol dire raccontare la storia ma guardare al futuro, un po' quello che si viene a trattare, a discutere e anche a divertirsi all'interno delle residenze, ricordare la storia, guardare al futuro. Questo è un linguaggio intergenerazionale. La storia, potremmo vedere la nostra fondazione come un albero che ha grandi radici, un solido fusto e ha delle fronde bellissime che possono accogliere tutti. Quindi io direi che questo messaggio dell'anno prossimo, l'evoluzione del mercato con storie e sorprese sempre fra nonni e nipoti.